A voi, Massaro Panettelli, che hanno usciti le necessità dei viandanti, che cercano un riparo, la vita un posto per mia e per Mariuzza. Picciotti, mi dispiace, sulle giornate sono alleate, si aspetta un stella com'è, su assai fuori questo paese, e istanze su tutti gli altri, cercate di andare avanti. Grazie a te. L'arrivo di Giuseppe e Maria a Betlemme con l'asinello, la ricerca di una sistemazione per trascorrere la notte in attesa del lieto evento, l'ospitalità negata e la sistemazione nella grotta con il bue e l'asinello. E questo un bambineddu passata chiazza, la pièce teatrale realizzata dall'Associazione Arte e Cultura 101 con la regia di Giusy Moscato in occasione dell'iniziativa Natale in Centro Storico, promossa dall'Associazione Culturale San Giuseppe in programma ogni giorno fino al 23 dicembre in piazza Cavour a Favara. Nella suggestiva e centrale piazza è stato creato un piccolo borgo dove sono presenti il fornaio, il macellaio, il fabbro, la locanda, i pastori, le donne nel cortile ai quali Giuseppe e Maria si rivolgono per avere un tetto che viene negato. Ogni sera si riscopre un personaggio reale del recente passato di Favara, Uzziciccio Butticè con i suoi dolci, Uzzindonio Pirrera, Panareggia con il suo vino, Angelidda Luvara, Cannizzaro e il suo pane, il fabbro, Cola Ricotta e il macellaio Papacì. Al termine della rappresentazione teatrale, tutte le persone che assistono alla performance, unitamente agli attori e ai figuranti, intonano le venie natalizie, musici d'eccezione, l'arciprete Donnino e il parroco Don Salvatore, ed infine la degustazione di piatti tipici della tradizione gastronomica favarese, uno diverso ogni sera: i dolci, i cugiruna, salsicce e vino, ricotta, minestra di San Giuseppe e pane cunzato. Giorno 24 dicembre alle 23:30 la Santa Messa della Natività e la processione del Gesù Bambino, per terminare poi il 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi.